Derby veneto valido per la nona giornata della Serie A1. Fila San Martino di Lupari contro il Famila Vuber Schio. Ancora lo scambio tra le due giocatrici Orange e la palla che arriva nelle mani di Sottana, che prende il floater allo scadere di 24 in quintetto da parte di coach Leria Bignente. Dentro il bel passaggio di Pasa per Henderson, mentre la palla si muove perimetralmente per San Martino, dentro fino in fondo, sta cercando di mettere in difficoltà Schio. Qui la palla fuori, prende il catch and shoot da 3 punti, nessuno però taglia fuori Cinili, consegnato nell'attacco di San Martino. Poi il blocco di Sulciute, fuori il penetra e scarica per il tiro da 3 punti di Marcella Filippi. André col palleggio, poi torna la palla fuori, dentro ancora per Grudà che si gira sul perno e realizza lo scadere di 24. Vede le compagne messe male, allora Dotto prova a penetrare, torna sui suoi passi, ritorna indietro, si butta dentro, preferisce tornare fuori per Fietta, porta un blocco Fog proprio per Fietta che finta il tiro, poi prende il tiro, omaggiata anche prima dell'incontro con una foto ricordo del suo periodo qui in maglia giallonera. Arriva la palla in punta per Fog, si va dentro per Toffolo che realizza i primi 2 punti della partita, e Ciavarella, palla che si muove, arriva dentro per Schio con Achonwa. A 16 il punteggio a favore della formazione ospite. Sottana intanto in 1 contro 1 a bruciare Pasa, il consegnato per Milani, l'1 contro 1 di Milani, lo scarico per il tiro da 3 punti di Sulciute, del capitano della formazione di casa, e dall'altra parte Sottana ad andare in 1 contro 1. Pasa per Sulciute che cerca dentro la palla per Fog, Schio che è già dall'altra parte in transizione con Mestag che dà in punta ad Achowa che prende il tiro da 2 punti, esce, rimbalzo controllato da Schio che fa viaggiare la palla, arriva sotto canestro, solo a subire la stoppata, il recupero di Schio che va dall'altra parte con Dotto. Tanto l'attacco di San Martino molto bene, la palla bellissima, portando a -3 il fila. Dotto intanto il consegnato e fino in fondo Dotto a realizzare, torna da Dotto, arriva il blocco di Grudà, ancora il passaggio dentro, riesce a controllare Achowa, poi va a bloccare ancora Grudà per Sottana che parte in penetrazione e trova il taglio flash da parte di Mesdag, fatto molto bene dentro per Achonwa che si gira, la finta di andare a destra, finte di Henderson, poi torna la palla da Pasa, il blocco cieco da parte di Filippi per Henderson che porta a 6 il suo bottino personale, miglior marcatrice finora delle Lupe, 36-25, doppia cifra di vantaggio per Famila. Intanto l'1 contro 1 di Pasa a zona 2-3 adattata, subito Sottana che pesca il taglio sotto canestro di Grudà, il possesso nelle mani di Schio, la palla in ala, poi il taglio di Achonwa fatto benissimo dall'attacco di Schio. Qui Henderson intanto col catch and shoot da 3 punti, l'attacco contro la zona di San Martino di Lupari che adesso passa uomo in questa azione, l'1 contro 1 intanto di Grudà perché stavano per scadere i 5 secondi della rimessa, adesso subito nella rimessa la palla dentro per Sulciute, Mestag che dà in ala per Crippa che torna fuori appunto per lei che prende il tiro da 3 punti, dentro la palla una mano di Dotto per Achonwal, torna fuori la palla per Dotto col palleggio vivo, chiude il palleggio da Henderson che prende il palleggio a resto e tiro da 2 punti, e poi il pallone che arriva ad Achonwa torna nelle mani di Fietta, non ancora concluso niente il San Martino, però adesso la palla arriva nelle mani di Fog, palla nelle mani di Fietta che va dentro fino in fondo a penetrare per Fog, in punta da Crippa, la palla fuori per Sottana che prende il catch and shoot da 3 punti aiutata dal ferro, 56-41 il punteggio con la palla nelle mani di Sottana che sfrutta il blocco, poi prende il palleggio al resto e tiro, Fog che ribalta in angolo per il tiro da 3 punti di Tonello, il capitano segna la tripla, Tonello su Crippa, la palla torna a Sottana che scarica fuori per il tiro da 3 punti di De Pretto.
Ciavarella si porta in punta, torna la palla per Pasa che prende il tiro da 3 punti. Mestag, qui amnesia difensiva di San Martino di Lupari che lascia un passaggio libero sotto canestro a De Pretto che realizza altri 2 punti. Dall'altra parte Ciavarella a realizzare, che torna in punta da Sottana per Grudà in lunetta, il tiro realizzato per Pasa. Fuori ancora i blocchi per l'uscita, il catch and shoot da 3 punti di Filippi per Mestag che ridà a Sottana che ci pensa un attimo, poi prende la tripla da fuori a Fogg che ridà a Pasa, l'1 contro 1 di Pasa, fino in fondo ad appoggiare la ricezione e le uscite di Mestag, i tagli sotto canestro di De Pretto, poi la palla arriva nel mezzo angolo per il tiro di Grudà, quindi sia per una che per l'altra squadra. Tanto la ricezione, il triangolo fatto molto bene, non riceve palla al taglio, la riceve Sottana che prende un altro palleggio, arresto e tiro qui a San Martino di Lupari e partita saldamente nelle mani di Schio. Finisce così a San Martino di Lupari col fila San Martino di Lupari che perde con un punteggio di 56 a 76 contro il Famila Wuber Schio.